Parco Susegana non è solamente la valorizzazione del territorio attraverso la scoperta di nuovi luoghi, ma anche il restauro e il mantenimento degli stessi. Sì, è uno dei nostri scopi principali, quello di conservare la memoria del nostro territorio. Quindi abbiamo adottato i ponti romani, le mura del castello di Collalto, il ponte vecchio sulla Crevada, però ecco, questa volta ci siamo soffermati su un elemento caratteristico della pietà popolare, che è un capitello dedicato alla Beata Giuliana di Collalto. Non è un reperto particolarmente storico, ha un secolo di vita, quantomeno le pitture all'interno hanno un secolo di vita, e abbiamo cominciato da un'idea di un nostro socio di recuperare la cancellata d'ingresso del capitello, e poi idea dietro idea siamo arrivati a recuperare, a restaurare un po' la parte in pietra, la scalinata che porta al capitello, e proprio oggi un restauratore ha fatto una prima valutazione sulla possibilità di recuperare anche le pitture che si trovano all'interno, che raffigurano la Beata Giuliana di Collalto e Santa Lucia. Lo state restaurando il capitello della Beata Giuliana. Qual è il suo legame con il territorio di Collalto? La Beata Giuliana era un personaggio importante per il territorio, al quale si sono legate poi nei secoli delle venerazioni. La Beata Giuliana è nata nel vicino castello di Collalto nel 1186, e fin da giovinetta diede testimonianza di interesse per gli aspetti spirituali, religiosi. C'è un quadro che la ritrae ancora 10-12enne, che avvicinava le popolazioni per portare conforto e cibo. Andò in convento giovanissima, ancora proprio all'età di 12 anni, a Santa Margherita nei Colli Euganei, e lì conobbe Beatrice d'Este, a sua volta poi diventata beatificata. E alla morte di questa, si dice per un'apparizione di San Biagio, fu esortata a aprire un monastero che fece nell'allora isola di Spinalonga, adesso della Giudecca, che fu dedicato ai santi Cataldo e San Biagio. San Biagio perché le era apparso, e San Cataldo perché lì c'era una vecchia chiesa di San Cataldo che fu con l'occasione restaurata. Fu la badessa quindi in questo periodo, fino alla sua morte, che avvenne nel 1262. Il 1° settembre, e da allora il 1° settembre è anche il giorno che è dedicato alla venerazione della Beata Giuliana. La beatificazione avvenne anche abbastanza tardi, nel 1743-53, non è precisa la data, e da allora, solo da allora, la Curia di Venezia autorizzò la venerazione anche del culto qui nei territori dei feudi di Collalto, che non sono solo questi, ma anche i castelli che la famiglia Collalto aveva in Moravia dopo l'acquisizione che fece Rambaldo XIII. Quindi anche adesso è adorata e venerata la Beata Giuliana anche nella Cecoslovacchia, quindi in quell'area lì. E dagli anni 40 erano soliti fare anche una processione proprio la prima settimana di settembre, dalla chiesa di San Giorgio fino a qua. È particolarmente raccomandata per chi soffre di mal di testa, perché la sua morte avvenne, si dice, con forti dolori al capo, e quindi è una taumaturga per i dolori, per il mal di testa.